Buongiorno, oggi siamo a Fonzaso, provincia di Belluno. Saliremo all'eremo di San Michele o San Michele. È un santuario dell'epoca romana, è molto interessante perché è incastonato all'interno di una montagna e quindi sicuramente interessante da visitare. Passeggiata semplice, sono circa 45 minuti, quindi adatta anche ai nanerottoli. E quindi non perdiamo altro tempo e partiamo. Il punto di partenza è la chiesa di Fonzaso, che tra l'altro è una delle più alte d'Italia, ben 78 metri, quasi 80. Da qui trovate le indicazioni per l'eremo del San Michele. Ora vi faccio vedere tutto. Ecco, da qui parte il sentiero che vi porta su. Siamo in via Lucco. Partiamo. Al primo bivio non bisogna andare di qui, ma seguire le indicazioni e andare su verso questo sentiero. Dopo 15 minuti si arriva a questo bivio qui e noi dobbiamo proseguire a destra e non dritto, perché andando dritto arriviamo alla palestra di roccia che a noi non interessa. Quindi Mattia, andiamo di qua. C'è anche un bollino rosso che indica il sentiero corretto. Vamos! Ok, siamo arrivati. Qui c'è Mattia che sta facendo uno spuntino. Ci abbiamo impiegato circa un'oretta, poco meno. Sono 100 metri di dislivello, molto tranquilla, una passeggiata nel bosco veramente piacevole. Allora, ora che siamo qui vi posso spiegare a cosa serve questo posto. Praticamente qui viveva una persona chiamata il Guardiano dei Fuochi, aveva questo soprannome pittoresco. Da quassù lui aveva il compito di osservare il paese e segnalare, suonando la campana che vi è all'interno del santuario, e segnalare eventuali fuochi o incendi in paese. Perché dovete sapere che qui la fonte di reddito principale nell'età romana erano proprio i legnami, i tronchi, la falegnameria. Quindi il paese era praticamente pieno di legna che potenzialmente, soprattutto nel periodo estivo, poteva prendere fuoco e causare dei grossi e pericolosi incendi in paese. Quindi in comune accordo misero questa persona quassù, pagata dai cittadini di Fonzaso, a controllare dall'alto il paese, una specie di angelo custode dei cittadini. All'interno del santuario vi è un bellissimo dipinto di San Michele che combatte e uccide Lucifero. Molto bello, peccato che sia chiuso a chiave, quindi non si può entrare e vederlo in maniera migliore. Vi farò vedere una ripresa dall'esterno. E in cima al tetto del santuario vi è l'occhio divino, anche quello molto bello e particolare. Ora proverò a farvi vedere tutto attraverso il vetro. Questo è il bellissimo terrazzo che dà su Fonzaso, terrazzo panoramico, stupendo. Guardate che spettacolo. Ecco il campanile di Fonzaso. Pensate che, come vi dicevo all'inizio del video, è uno dei più alti d'Italia, quasi 80 metri, e spicca chiaramente nella vallata.
Dietro il santuario c'è la Madonna, la statua della Madonna e la scritta Ave Maria. Ecco, questa è la casa del guardiano dei fuochi. Lui abitava qui. Come potete vedere, lì c'è la campana che permetteva di segnalare eventuali incendi in paese. Infatti da qui, come potete ben notare, si vede perfettamente tutto il paese, la vallata. Da qua su si vede molto bene il parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina, che praticamente è questo. Eccoci qua. Ok, ora iniziamo a scendere. Abbiamo visitato tutto. Molto carino, molto bello il panorama da qua su. C'è anche un bel tavolo da picnic se volete fermarvi a mangiare qualcosa. Inizia a fare freschetto, quindi scendiamo e ci vediamo al prossimo video da me e da Mattia. Ciao, ciao, ciao.